Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Filo Diretto. A te la linea, Luigi. Grazie Sveva e grazie a Radio Libertà. Oggi noi come associazione Ufficio Rapporti Sociali, associazione di volontariato, abbiamo 4 ospiti molto interessanti, il primo dei quali è il nostro Boeris Achille, che oggi tra l'altro è il suo compleanno e quindi ci parlerà sia della situazione attuale e poi anche dei suoi modi che ha di scrivere sui quotidiani, sui giornali, delle notizie che sono molto importanti per quanto riguarda in questo caso la città di Torino, il Piemonte e certe associazioni da lui rappresentate. Dopodiché, sempre in collegamento contemporaneamente, abbiamo anche il nostro presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti, il quale ha avuto purtroppo la mancanza di suo figlio poco tempo fa e quindi vorremmo fargli di nuovo, rinnovargli le condoglianze e chiedere com'è la situazione attuale dell'associazione, collegare eccetera, perché purtroppo, come si dice, la vita prosegue e andiamo avanti. Adesso dovremmo avere in collegamento al nostro amico, grande fratello Boeris Achille, al quale chiedo come va, come sta e quali sono le novità, e poi dopo, prima di chiudere, se mi spiega anche cosa ha fatto per ringraziare la cena del basket. Ci sei? Achille, sì, ci sei? Sì, ci sono. Allora, io sono... bravo Achille, allora se mi vuoi spiegare bene la tua presenza, tanto gli auguri di buon compleanno, grande fratellone, e poi ascoltiamo anche gli ascoltatori che sono tutti con te, vai. Grazie, io continuo l'argomento della precedente trasmissione. Sono la prima persona che ha fatto il servizio civile per l'Italia, passando nel 1966 presso la missione di Kiremba nel Burundi, dove abbiamo costruito l'ospedale attualmente funzionante. Oggi, giorno del mio compleanno, io e Luigi, persona che crediamo nella vera amicizia proveniente dal cuore, vi chiediamo due gesti di vicinanza. Primo, Maurizio, figlio di Vilma e Gianni, presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti, da noi considerato come un figlio, deceduto un mese fa, a 45 anni, ieri in messa di 30ª, ha messo in grande crisi la famiglia. La mamma Vilma ha smesso la nutrizione, pertanto preghiamo per lei e famiglia. La parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo di Torino ha subito la rottura per tempesta del 2 agosto del 24 dei vetri storici di 3 chiese. Madre Teresa diceva: tante gocce formano il mare, noi facciamolo diventare un oceano. Per chi vuole contribuire, chiedere IBAN a Luigi o al parroco della chiesa San Pietro e Paolo di Torino, telefono 011 65 05 176, ripeto 011 65 05 176. Il giornale Torino Cronaca di ieri ha pubblicato il mio grazie al gruppo Cena Ex del basket, che è formato da persone, giocatori, allenatori e arbitri del basket, che quando si trovano alla cena versano una cifra per dare in azioni di solidarietà. All'ultima cena hanno lanciato l'idea di raccogliere, per esaudire un mio desiderio, i soldi per portare degli anziani della nostra parrocchia, Cherasco, in provincia di Cuneo, a vedere il più grande museo della magia d'Europa su invito del mago Sales. Niente, diciamo che noi tutta la vita abbiamo fatto le cose per gli altri senza mai chiedere dei rimborsi. In questo momento ringrazio la redazione della radio
e tutte le persone che ci saranno vicini nei nostri desideri. Ritorno la parola a Luigi e ringrazio di tutto. Ciao. Ciao Achille, grazie. Di nuovo buon compleanno e ci sentiamo dopo. Grazie Achillone, ciao. Allora, adesso dovremo avere con noi poi il collegamento, appena si riesce a mettere il collegamento col telefono, appunto Gianni Ferico, che sarebbe il presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti, al quale rinnoviamo, come ha detto prima giustamente Achille, le condoglianze per la morte del figlio che è successo poco tempo fa. Se Gianni c'è, lo parliamo subito. Ci sei Gianni, mi senti? Luigi, Oppure Gianni ancora non c'è c'è? perché non risponde. Adesso riprovo a chiamare. Sì, allora, ok, allora ricordiamo che noi siamo presenti come associazione Ufficio Rapporti Sociali a Lone in via Volvera 3, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 col telefono 328 0715 232 o l'email ufrapportisociali@libero.it. Perché? Perché dovete telefonare per dare così la possibilità di parlare direttamente con la persona che a voi interessa per risolvere i problemi, e così anche perché è scomodo da arrivare per raggiungerci, per essere tranquilli che quando si ottiene l'appuntamento si può poi realizzare. Luigi, scusami se Appena ti ci sei Gianni, interrompo. fatti sentire, grazie. Luigi, scusami se ti interrompo. Gianni è in linea. E idee, ok, allora Gianni, ciao Gianni. Sì. Allora Gianni, io ti rinnovo a nome di tutti, anche della radio, le condoglianze per Maurizio, e poi mi vuoi parlare un attimo anche di come sono i programmi, perché so, così me ne approfitto, scusa se me ne approfitto, che stai partecipando a delle gare che state facendo proprio oggi. Dico delle fesserie, Sì. o è vero Gianni? Un bacione, vai. Sì. No, stiamo facendo, oggi siamo a Orbassano perché i ragazzi del calcio stanno facendo proprio una giornata del campionato, perché partecipiamo al campionato italiano di calcio a 5. Questo però è un campionato italiano a 7, quindi ogni volta che giocano sono in 7 e non in 5, quindi è un po' più impegnativo. Questo è un campionato che l'anno scorso è stato anche realizzato, sempre anche l'anno scorso, e siamo arrivati secondi a livello Italia, ecco, con i ragazzi che abbiamo. Quindi il calcetto sta andando molto bene, è uno degli sport che i ragazzi ci vanno volentieri, ecco. Diciamo che io adesso in questo periodo non sono molto in quadro perché come hai detto tu purtroppo ho avuto la perdita di mio figlio, ecco. Certo, Però comunque, la puoi cosa anche che voglio spiegarci fare, voglio sempre continuare, quindi continuare perché i ragazzi sono quelli che in pratica sono loro che mi sostengono, quindi avendo tutti questi ragazzi che mi telefonano, mi vogliono bene, cerco di fare, per il momento non sono in quadro, ma faccio le cose in pratica che riesco, perché in pratica purtroppo penso sempre a lui, ecco. Sì, ma noi dobbiamo anche sapere, caro Gianni, che Maurizio ormai è sempre presente con noi, non è che è assente, ormai resta sempre con noi. Anzi, diciamo che adesso, mi permetti la parola, si può riposare un po' di più, ecco, da come era atteso. Ecco, purtroppo dobbiamo ragionare così, caro Maurizio, non so cosa dite. Tra l'altro, dopo questa partecipazione di oggi alle gare così, abbiamo programmato già qualcosa per il futuro anche nel nuoto, in altri sport o meno? Perché sì, è un'associazione sportiva. Sono già arrivati, in pratica c'è già arrivato l'email e il coso che organizzeremo noi come Associazione Senza Limiti i campionati italiani in acque libere. Acque libere vuol dire che non in piscina ma in un lago. Adesso il lago potrebbe essere il lago di Gozzano, però non siamo ancora sicuri perché
noi dobbiamo, diciamo, collaboriamo con il sindaco e quelli del paese, quindi prima di dire che saremo lì ci dovranno dare, diciamo, l'autorizzazione di poter fare queste gare, anche perché partecipano in pratica un po' da tutta Italia, vengono a fare in pratica i nazionali in acque libere, ecco. Quindi quella è già una delle manifestazioni che sarà a settembre, però nel frattempo abbiamo già in mente un torneo di calcetto che verrà organizzato, hanno detto ad aprile, che in pratica viene fatto appunto in memoria di Maurizio, ecco. Quindi sì, ma quello lì mi torneo... raccomando, tieni pronto perché sarai parte sarà anche tu chiamato ancora in radio, perché poi tu fai parte, Sì, sei mio fratello, quindi devi parlare lo per vogliono, forza. lo vogliono fare i ragazzi, quindi io sono contento che in pratica venga in pratica fatto, ecco. Quindi Comunque, io ringrazio sempre tutti voi perché siete molto, molto carini, molto coso, e mi fa piacere che ogni tanto interessate alla nostra associazione, cioè, quindi io cerco in pratica di riuscire a portare avanti ancora come riuscivo prima, quindi piano piano spero di riuscire a rientrare di nuovo come prima. Vai tranquillo, Luigi. comunque noi intanto io ti rinnovo le condoglianze, ricordati che noi ormai, io ti chiamavo Gianni, ormai per me c'è Maurizio, no? Comunque ricordiamoci che l'associazione Senza Limiti appunto è un'associazione di disabili che partecipa a gare sportive di tutti i livelli e soprattutto gli danno anche la possibilità di organizzare, come hai detto prima, e io sono fiero di far parte di questa famiglia, anche i campionati italiani di altre attività. Quindi grazie Gianni, ti ho rovinato un po' la giornata, però avevo bisogno di farti parlare perché sennò eri troppo chiuso. Devi capire che purtroppo la vita va avanti. Noi preghiamo, continueremo a pregare e vedrai che il Signore sarà sempre con noi. Grazie Gianni, un bacione a te e a tutta la famiglia. Mille, grazie a tutti voi. Grazie. Ciao Gianni, grazie. Ciao. Nell'attesa che la nostra Sveva, gli sto rovinando la mattinata, si mette in collegamento con l'ingegnere Diego Cudia per parlare anche di problematiche riguardanti le auto e tutte le novità che ci sono, e poi abbiamo anche, se riesco magari nella seconda parte lo faccio entrare, l'architetto che ormai non manca più, Arturo Calligaro, perché bisogna anche dire le cose come stanno. Anche noi, tra l'architetto, fra il mio collaboratore che mi porta a Nole e anche a me stesso, stiamo passando periodi non tanto felici fisicamente parlando, quindi sono problemi e quindi siamo fieri di poter gestire questo orario che ci dà la Radio Libertà il sabato dalle 11 alle 12 e come vedete abbiamo persone disponibilissime. Appena l'ingegnere sarà in collegamento la nostra Sveva me lo farà presente e io ricordo che noi, come dicevo prima, Luigi, siamo appunto scusami se ti interrompo. Sveva? Abbiamo l'ospite, quando vuoi. Grazie, allora vabbè, andiamo poi avanti dopo perché volevo dare i numeri di telefono. Per chi vuole lasciare dei messaggi in radio faccia al 340 6709 659. Comunque doveva esserci con noi l'ingegnere Diego Cudi, al quale anche a lui gli porto via del tempo sempre di sabato. Ciao Diego, ci sei? Buongiorno egregio, buongiorno ai radioascoltatori e ai tuoi ospiti. Buongiorno, ben trovati. Dimmi tutto, sono tutto tuo. Soprattutto tu sei ben trovato perché tu come ingegnere sei specializzato, come ti ho detto, non solo in Italia ma appunto anche in Europa per quanto riguarda le problematiche degli automobili sull'elettrico e non elettrico. Adesso volevo chiederti di dare spiegazioni su un articolo che mi ha colpito, se puoi spiegarmi, perché mi pare che l'elettrica si parli entro il 2030. Adesso siamo nel 2025 e quindi non credo che ci sia. Qui dice, ingegnere, l'annuncio di Stellantis da novembre la 500 ibrida a Mirafiori, cioè ibrida
avevo capito che forse le ibride venivano. Comunque sei tu il tecnico, sei specializzato, mi darai le risposte sia diciamo professionali che tecniche, perché meglio di te non c'è nessuno. E dice che l'obiettivo sono 100.000 vetture all'anno, perché la multinazionale ha anche annunciato l'assunzione di 117 ingegneri under, se poi vuoi spiegarmelo. Un attimino allora, Diego, dice che Stellantis ha anticipato a novembre del 2025, sai che parliamo sempre in anticipo grazie a questa radio perché ci dà l'opportunità di avvisare gli ascoltatori di quello che sarà presente in futuro, l'avvio della produzione della cosiddetta 500 ibrida a Torino, come se fossimo la prima volta che facciamo macchine, mentre siamo la città della macchina, secondo me. Quindi l'annuncio della multinazionale è arrivato durante il Consiglio aperto alla crisi dell'automotive che si è tenuto presso la città metropolitana di Torino. Dice che l'obiettivo è di arrivare a produrre 100.000 modelli l'anno, aggiungendosi alla produzione della versione elettrica. Me lo devi spiegare, Diego, perché la gente ti sta ascoltando per queste cose che io non ho capito. Ripeto, l'obiettivo è di arrivare a produrre 100.000 modelli l'anno, aggiungendosi alla produzione della versione elettrica. Quindi quest'ultima sarà completamente rinnovata e sarà sempre prodotta a Mirafiori all'interno all'inizio della prossima decade. L'azienda ha inoltre annunciato anche la stabilizzazione di 95 ingegneri under 35 e l'assunzione di altri 22 sempre under 35. Però non vado più avanti perché sennò ti farei perdere tempo e ti farei parlare poco. Che ne dici di questa notizia, di questa situazione e come vedi la cosa, Diego? E poi la gente ti sta aspettando. Vai Diego, vai. Sì, allora penso che questi siano l'annuncio, perché sappiamo che Stellantis era al tavolo con il ministro Urso in questi giorni, ieri, oggi, e quindi sono annunci che in qualche modo fanno capire che il governo comunque cerca anche di aiutare la Stellantis con quello che può fare, perché se no chiude del tutto e veramente poi le auto vanno fatte poi come già in parte si fanno, vanno proprio fatte, vanno via proprio da Torino. Non si vuole portare via l'auto da Torino, però purtroppo a Torino si fa solo la 500, sia ibrida che elettrica. Gli annunci delle assunzioni, quelli sono veritieri, perché comunque parliamo di assunzioni da adesso, cioè dalla prossima estate, dalla prossima stagione, fino ai prossimi 5-6 anni. Non è che adesso arrivano migliaia di ingegneri a Torino e il giorno dopo fanno le auto. Sono annunci scaglionati, anche per il fatto che molti purtroppo, molte maestranze, io non li chiamo più operai perché io stesso sono figlio di una volta si chiamavano operai Fiat, per me sono maestranze, e tecnici, e quindi molti, anche per raggiunti limiti di età, anche se hanno 50-55 anni, andranno messi in pensione forzata, ma quella è una questione sindacale di cui magari tu sei un pochino più esperto di me. Come lasciare a casa un 55enne e assumere un ingegnere che ne ha 35, eccetera. Per cui con tutti gli ammortizzatori, eccetera, eccetera, eccetera. Il discorso dell'auto, allora, come abbiamo sempre detto dai microfoni di questa bellissima radio, attualmente è meglio lavorare sull'ibrido, attualmente le auto stanno subendo una sorta di trasformazione per quanto riguarda la parte motoristica. Siamo ancora abituati e ce ne saranno ancora motori, come si dice, a combustione interna, quindi a benzina e a gasolio, a GPL, a metano, quelli che bruciano qualcosa, si chiamano così per gli addetti ai lavori a combustione interna, per
piano piano trasformarli a quelli che non bruciano niente ma consumano solo corrente elettrica. Per cui fermo restando che comunque la tecnologia ibrida oggi dà degli ottimi risultati in termini di abbassamento dei consumi, quindi un 2000 ibrido consuma meno che un 2000 a benzina, perché comunque il motore elettrico interviene spegnendo quello lì termico e quindi non si brucia più benzina, ecco. E interviene poi per accendere la macchina. Quindi la tecnologia ibrida è quella, come vediamo, non l'abbiamo inventata noi ingegneri così, ormai è una tecnologia assodata dove le case automobilistiche stanno spendendo miliardi per portare tutti i veicoli da benzina a gasolio a benzina a gasolio e elettrico, quindi ibridi. E questa è una tecnologia questo è un modo di lavorare che andrà avanti per i prossimi 10-15 anni, ecco perché poi sarà molto difficile arrivare a stoppare i veicoli a benzina, a gasolio, cioè quelli a combustione, e dall'oggi al domani farli diventare tutti elettrici. Molto difficile perché insomma il mercato ha bisogno anche di consumare. Oggi tu ti compri l'auto, una 500 ibrida che costa 25, 26, adesso vediamo i modelli così, e la tua macchina va avanti ancora per 15 anni, poi insomma qualcuno ci farà qualcosa, ecco, o la demolisce oppure la Sì, ma se fanno le macchine ibride, scusami Diego, così ti faccio poi concludere, ma se fanno le macchine ibride, ma con l'elettrico, guarda che la macchina, l'hai detto tu, durerà 5-10 anni, no? Quindi sì, certo. Dal 2035 che fanno? La buttano via? No Luigi, no, assolutamente niente, non viene buttata via, convive come veicolo con quelli che continueranno a fare sempre, perché diciamolo ai radioascoltatori, le case automobilistiche non possono, la Commissione europea se ne renderà conto che una Stellantis, ecco, hai giustamente citato Stellantis perché è la casa è l'azienda di Piemontese eccetera. Quando comincia a fare oggi e vende, costruisce oggi, fra un anno mette in vendita la 500 che viene costruita oggi, sabato 14, 15, adesso, ecco. Quella macchina lì viene messa in vendita fra un anno, circa 8 mesi, eccetera. Certo. Ecco. Per cui quella macchina che è stata concepita, diciamo così, esce dalla fabbrica oggi, fra un anno arriva nella tua casa, ecco, la compri tu, la usi per 10 anni. Per cui se la Commissione europea dice Stellantis non fare più le auto ibride, fai solo quelle elettriche, chiaramente Stellantis per dire tutte le altre cose, non è che ti viene a dire Luigi Sinatora ridammi indietro la macchina, magari lo facesse, dici ridammi indietro la macchina perché non riesco più ad assisterla, perché devi solo guidare quelle elettriche. Non può essere così perché sennò salta tutta la Commissione europea, anche perché comunque sono miliardi che le case costruttrici danno alla Commissione europea. Allora è un grande... Diego, ti faccio proseguire dopo. Diamo un attimo di spazio per la pausa alla radio, poi prosegui, finisce il discorso. Scusami. A voi studio, grazie. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Allora Diego, scusami, così prosegui. Ma io volevo perché tu sei quello specializzato, è inutile che devo continuare a rivedere perché è vero, chi ti conosce lo sa. Ma allora, come bisogna comportarsi da questo 2025 fino al 2030? Come possiamo acquistare qualunque tipo di macchina? Perché sai come costano, perché Diego... ci vanno soldini, non tutti li hanno a disposizione. Devono prendere magari quelle allora a benzina, a gasolio, a diesel.
elettriche, ibride, cioè, ma continueranno a venderle? Continueremo a poterle comprare o come dobbiamo comportarci? Dai, ancora 3 minuti di tempo, vai Diego. Sì. Luigi, il mercato lo facciamo, cioè, io faccio il produttore, ma quando sono sulla strada divento anche consumatore, quindi voglio dire, il mercato lo facciamo noi. Tu vuoi la macchina perché dici, io ho una macchina perché devo andare dalla radio al mio ufficio e faccio al massimo 50-60 chilometri al giorno, tu come persona Luigi Signatora così non ti vai a prendere più un'automobile a gasolio, perché comunque avresti dei costi anche di ammortamento altissimi, perché la macchina a gasolio sappiamo che deve essere ammortizzata in tot migliaia di chilometri, così pure come il benzina, è tutto in funzione delle esigenze che noi abbiamo. Il giovane ingegnere che adesso che andranno, quelli che saranno assunti dalla Fiat, dalla Stellantis, così, per andare dal lavoro e sono giovani, prenderanno già l'auto perlomeno ibrida a benzina o già elettrica, se, come dico sempre, e lo dicono anche i colleghi dei costruttori delle automobili, se hanno la possibilità di attaccarla alla spina privata, perché purtroppo, e questa è una battaglia che seguiremo, seguirai anche tu così, purtroppo allo Stato le regioni non riescono a dare soluzioni, l'aveva detto anche l'architetto Arturo Calligari, non riescono a dare soluzioni per attaccarsi diciamo nella rete pubblica e costano tanto. Invece, come dico sempre ai collaboratori, vuoi l'auto elettrica? Prenditi l'auto elettrica se fai 200 km, 100 km al giorno, ma devi comprare se hai la possibilità di attaccarla a casa tua, perché la casa, perché già nei condomini non c'è la possibilità, e i condomini abbiamo visto che sono 6 milioni in Italia. Tu immagina se ogni condominio avesse la wall box, la presa elettrica per attaccarsi, almeno un'auto per ogni condominio, sarebbero 6 milioni di prese di corrente, ecco. Per cui, e quindi sarebbero possibilità di 6 milioni di auto elettriche per usare magari per chi ha delle disabilità, eccetera. Sono calcoli che si fanno così a tavolino, ecco. Quindi io quello che diciamo consiglio, quello che mi sento di dire è che allora puntare sempre sull'ibrido, perché comunque oggi è quello che consente l'abbattimento dei consumi. Infatti guarda che le case costruttrici, anche quelle grandi, Mercedes, BMW, diciamo quelle gruppi Volkswagen, stanno ritirando piano piano auto a gasolio nuove, 3, 4, 5 anni, per noi sono nuove, per convertirle, per dare poi ai consumatori quelle già ibride, la stessa macchina, ma non più versione a gasolio, ma versione a gasolio ed elettrica, cioè ibrida. Perché questo è anche un modo per far capire alla comunità europea che i costruttori cercano di comunque, anche perché mette un sacco di sanzioni alla comunità europea e la gente e i costruttori non vogliono spendere miliardi in sanzioni così. Per cui oggi è meglio puntare sull'ibrido, purtroppo va bene, è una tecnologia che va bene, ecco. Comunque Diego, purtroppo io ti ringrazio per aver accettato l'invito, perché sei l'esperto, sei il tecnico, è quello giusto. Poi semmai ci sentiremo ancora in futuro, perché abbiamo un altro intervento ancora con Arturo che tocca, che mi deve dare spiegazioni politiche e tecniche, perché sai che qui in Piemonte poi tu ci vivi che tu a Torino, quindi quindi ti ringrazio. Ti do un abbraccio e ci sentiremo in futuro. Vai Diego. Caro saluto, ti ringrazio, sono io che ringrazio te Luigi, ringrazio la radio e un saluto vivissimo ai radioascoltatori e anche ad Arturo Calligario, che magari mi ha già sentito e quindi lo sento sempre volentieri. A voi, arrivederci. Ciao Diego. Allora adesso dovremmo avere il collegamento appunto l'architetto Arturo Calligario, sia come tecnico che come politico soprattutto, e proprio gli terrò sempre, ogni volta gli rompo le palle. Io voglio chiedergli il nuovo codice della strada che cambia la revisione ma resta il molo. Cioè, adesso intanto sentiamo se c'è il collegamento, se è già in diretta. Arturo, ci sei?
Pronto? No? Arturo? Non c'è. Allora, io gli farò la domanda per quanto riguarda... Eccolo Luigi, Arturo è in linea. Oh, grazie. Allora Arturo ti do il benvenuto e poi ti faccio la domandina da farti rattristare un po' il sabato. Vai Arturo, ciao bello. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e sempre un ringraziamento alla radio e alla regia. Dimmi pure. Allora, no, sai che devi parlare perché come tecnico, vabbè, architetto io non posso farlo che sono analfabeta, però come politico sei il pezzo grosso importante della nostra associazione e soprattutto di una città come Moncalieri oppure dei cittadini che vengono sempre a parlare. Senti un po', ma sai che noi come base abbiamo il nuovo codice della strada, Arturo, quindi più di parlare di quello non possiamo. Qui dice che codice cambia la revisione, però resta il bollo. Allora, tra le molte novità portate alla vita quotidiana degli automobilisti italiani, con il codice della strada sottolineato, Arturo, non è purtroppo arrivato il più volte promesso, ecco perché voglio la tua politica qui, annullamento del bollo auto. Ci sono invece modifiche sul fronte della revisione dei veicoli, cioè quella che è una delle tasse più odiate dagli italiani continua a essere una spina nel fianco di chi ritiene il concetto stesso di tassa di possesso un balzello iniquo. Ecco perché facciamo la trasmissione, Arturo, e io voglio che sii tu a rispondere a livello tecnico e politico. Il bollo auto, infatti, è un tributo annuale che deriva dal possesso del veicolo indipendentemente dal suo utilizzo. Quindi se lo usi o non lo usi devi pagarlo. Si applica anche se il mezzo rimane fermo in giardino. La sua gestione varia su base regionale, con poche eccezioni, dove intervengono enti statali ed è dovuto anche per i veicoli a noleggio leasing. Quindi il bollo va regolarizzato entro il mese di immatricolazione o al massimo entro quello successivo dopo l'acquisto di una vettura e poi rinnovato annualmente in alcune regioni con scadenze stabilite fisse come aprile, agosto e dicembre. Oppure il calcolo attuale del bollo auto, che il costo viene calcolato con una sorta di equazione e varia a seconda della vettura di cui si è in possesso e al variare dei parametri di potenza del veicolo espressa in kilowatt, cioè una tariffa base fino a 100 kWh con maggiorazioni oltre questa soglia, classe ambientale con un aggravio dei costi per i veicoli più inquinanti Euro 0 fino all'attuale Euro 6. Ultima variante è costituita dalla regione di residenza, poiché le tariffe sono stabilite regionalmente e variano in base al territorio. Quindi tu adesso ti prendi i tuoi 10-15 minuti perché a livello tecnico, a livello politico devi rispondere sul nuovo codice della strada, sulle novità e su queste cose, perché non vengono modificate cose importanti come il bollo della macchina, che sai che tocca anche a me e tu stesso mi hai detto se non la usi non lo paghi, però un conto è l'assicurazione, un conto è il bollo. La tua spiegazione tecnica e politica, Arturo, vai. Sì, è un tema molto dibattuto. Già quando c'è stata la trasformazione da bollo di circolazione o a tassa di proprietà, c'erano stati dei ragionamenti circa la costituzionalità di questa imposta, perché nella nostra Costituzione c'è scritto che tu non puoi tassare la proprietà, ma devi tassare la rendita. E poiché un'autovettura in teoria se circola può darti una rendita perché ti può procurare un vantaggio economico, se è ferma o inutilizzabile questa non ti può dare nessun reddito. Quindi questo escamotage era stato fatto proprio perché in alcune parti del nostro paese, dell'Italia, era molto diffusa la pratica di non pagare il bollo di circolazione, anche perché i controlli
erano molto rari in alcune zone d'Italia, mentre da noi la prima cosa, quando ti fermavano gli agenti della polizia stradale o della polizia municipale, la prima cosa che andavano a vedere era se tu avevi esposto il bollo. Si è cercato di informatizzare tutto, ma senza mantenere l'introito di questa imposta, per cui è stato esteso alla proprietà dell'autovettura, quindi tassi la proprietà per il fatto che tu possiedi un'autovettura, ed è questo è iniquo. Tu giustamente dicevi che poi è stato differenziato in base al grado di potenziale inquinamento del veicolo, per cui un Euro 0 pagherà molto di più di un Euro 6, e quindi anche in questo c'è una discriminazione. Poi arrivano gli enti locali, le regioni che impongono il bollo, che impongono il blocco dell'autovettura, e quindi tu paghi per avere la proprietà di un bene che non puoi usare in alcuni periodi dell'anno. Quindi l'iniquità si aggiunge all'iniquità. Noi avremmo gradito che all'interno del codice, del nuovo codice, ci fosse un qualcosa per andare a agevolare i cittadini, ma da questa parte, da quell'orecchio, lo Stato non ci sente, per cui quell'introito è importante per le casse dello Stato, e allora si mantengono anche delle condizioni che potrebbero non essere costituzionali, ma quando si tratta di prendere soldi ai cittadini va tutto bene. C'è da dire un'altra cosa, che il bollo può essere verificato dagli agenti della polizia municipale solo collegandosi a un terminale o al cervellone delle varie regioni, no? Per vedere se la tassa di circolazione viene pagata. Quindi sono agevolate quelle apparecchiature che leggono la targa e automaticamente si collegano alle varie banche dati, e una volta invece tu il bollo lo dovevi esporre, ed era un'agevolazione anche per il cittadino, perché tu guardavi sulla tua macchina e sapevi quando il bollo scadeva e sapevi regolarti per quanto pagarlo. Adesso che è tutto virtuale, molti si dimenticano di pagarlo, perché se non sei registrato alle varie app dello Stato tipo Io, o alle varie regioni che hanno delle varie app che ti mandano gli avvisi che si chiamano memo bollo, che ti avvisano con un messaggino o con un'email che hai il bollo in scadenza, allora lo sai. Ma chi non è avvezzo a usare la tecnologia a volte si dimentica di pagare il bollo, perché dove lo vai a vedere il mese di scadenza? Tutti può venire il dubbio: ma l'ho pagato a giugno, a luglio, ma non mi ricordo più se quest'anno l'ho pagato, perché succede come per la revisione. La revisione però puoi verificare dal libretto, ti vai a prendere il libretto e sai quando hai la scadenza della revisione. Col bollo no, con la tassa di circolazione no. Quindi io ritengo che sia ancora più iniqua questa tassa, perché basterebbe aumentare leggermente la benzina e far sparire la tassa di circolazione. Però questo ha una chiave di lettura politica diversa, perché visto che la tassa di circolazione compete alle regioni, mentre le accise sulla benzina competono allo Stato, poi ci sarebbe un contenzioso nella ripartizione tra Stato e regioni di quell'introito. È per quello che non viene soppresso, perché altrimenti, avendo un piccolo aumento sui carburanti generici, in qualche modo faresti pagare a chi effettivamente usa le infrastrutture stradali, perché il bollo, la tassa di circolazione, dovrebbe servire per la manutenzione e la costruzione di strade, quindi chi più le usa più pagherebbe. Però ci sarebbe appunto il problema poi della ripartizione delle entrate alle regioni. Diventerebbe anche questa una fiscalità derivata, quindi
ci sarebbero poi le regioni che vanno col cappello in mano allo Stato a farsi dare i contributi. C'è un altro elemento di riflessione. Mentre prima non c'era la verifica del bollo e quindi ti verificavano solo quando avevi l'esposizione del bollo sul parabrezza, adesso in alcune zone questo controllo del bollo viene fatto automaticamente. Se tu non paghi il bollo ti arriva l'avviso e la cartella esattoriale a casa. Molte regioni lo fanno, molte regioni non lo fanno. E anche qui abbiamo una discriminazione tra i cittadini che abitano nelle varie zone geografiche del nostro paese. Alcuni sono in qualche modo, in modo minore, sotto l'occhio del fisco, mentre altri lo sono di più. È una battaglia che continuiamo a fare da decenni oramai, Luigi, io e te in questo contesto. Purtroppo da questo orecchio le amministrazioni e lo Stato si è dimostrato sordo, anche perché in questo contesto non ci sarebbe più bisogno di fare le battaglie per le auto storiche, perché eliminando la tassa di circolazione anche le auto storiche verrebbero agevolate. C'è da ricordare che per le auto più inquinanti, quindi quelle più diciamo antiche, la cosa è molto più grave, perché pagando il bollo su un'auto, e noi abbiamo il problema delle auto storiche, a volte il bollo è superiore al valore dell'autovettura per alcune vetture, e quindi anche questo crea una discriminazione e un'iniquità. Noi l'abbiamo, e tu puoi testimoniarlo, Luigi, abbiamo sollevato il problema da molto tempo, siamo sempre stati inascoltati. Sì, ma c'è un'altra cosa, Arturo, state tranquillo, così ti riposi un attimo. C'è anche l'altro problema, per quanto riguarda adesso i monopattini per la sosta, no? Ma i numeri di sosta, cioè voglio dire, chi è che decide quante ne devono? Adesso ti leggo quello che voglio, una risposta tecnica e politica. Qui dice che Torino, addio buona sosta per i monopattini. Arrivano le aree di parcheggio, cioè chi stabilisce che lì ce ne va 10, 20, 30? Voglio capire da te se è giusto o non è giusto, perché dice che a Torino arrivano i parcheggi per i monopattini e saranno attive, Arturo, 179 aree di sosta in tutta la città, tranne, poi mi spiegherai il perché, che nella terza circoscrizione. Quindi la novità è una delle conseguenze del nuovo codice della strada, che è la base della nostra tematica, della nostra trasmissione, che vieta la sosta dei monopattini sui marciapiedi, invita i comuni a individuare delle aree per la sosta degli stessi. Quindi a Torino le aree di sosta saranno, Arturo, 179 per un totale di 1253 posti. Le aree saranno così suddivise, qui che voglio con il tuo parere politico e tecnico: 39 in circoscrizione 1, 4 in circoscrizione 2, 14 in circoscrizione 4, 6 in circoscrizione 5, 7 in circoscrizione 6, 20 in circoscrizione 7, 89 in circoscrizione 8, e le coordinate delle aree verranno pubblicate sui siti del comune e degli operatori, perché dice che l'inizio di un riordino necessario, dove i monopattini introdotti come una soluzione innovativa per la mobilità sostenibile stanno diventando una minaccia per la qualità della vita urbana. Quindi vado giù in fondo, perché sennò poi non avresti spiegazioni. Finalmente dice, grazie al nuovo codice della strada e dopo 2 lunghi anni di annunci vari, comunica che nel prossimo mese arriverà un'ordinanza con tutti gli stalli previsti in città.
secondo te come fanno ad avere lì 10, la 20, la 5 e poi questi sì, quelli no, la città sì? Cioè, come la vedi questa storia dell'addio per la buona sosta per i monopattini, Arturo? Sia tecnica che politica, vai. Allora, è un problema che si risolverà a breve, perché con l'introduzione del casco, della targa e dell'assicurazione, questo mezzo di circolazione vedrà un ridimensionamento. La mobilità con questo è già scarsa adesso, perché non se ne vedono molti in giro di questi monopattini. Rimarrà solo nel centro delle città, quindi nella circoscrizione 8, che è il centro della città. Nelle zone periferiche questo problema si risolverà. Ci sono due considerazioni da fare. Una, che si andrà sempre a togliere, soprattutto nella circoscrizione 8, quelle che hanno più necessità di parcheggi, si andranno a togliere ulteriori parcheggi per creare i parcheggi per questi veicoli. Due, questo veicolo, la comodità che ha è che lo molli, tu devi andare al numero civico 20, arrivi lì e lo molli, come funziona adesso, lo molli sotto dove ti trovi, perché tramite il GPS il sistema sa dove è posizionato quel monopattino. Se tu però devi già andarti a cercare un parcheggio e magari quel parcheggio è distante da dove devi andare tu, cessa l'utilità di avere un veicolo come questo. L'utilità era proprio quella che ti recavi proprio nel posto dove devi andare col monopattino. Se devi già fare come l'autoveicolo, andare a cercarti il parcheggio, magari quello più vicino è già pieno, devi andartene a cercare un altro, il problema penso che andrà a penalizzare ulteriormente questi veicoli. Questa è una battaglia ideologica che è stata iniziata da chi aveva in testa il Green Deal. Abbiamo nei passati governi speso quanto per finanziare l'acquisto di questi veicoli, di questi monopattini, facendo un grosso favore alla Cina. Ebbene, adesso anche questo, come l'autovettura elettrica, andrà a sciamare come interesse, sperando che l'Unione Europea, come si dice, sposti le date della mobilità elettrica per le autovetture. Anche questo sarà un problema che si risolverà da solo, proprio perché la deregulation ha fatto sì che portasse e la maleducazione di chi li usa ad avere una normativa molto rigida. E quindi anche a Torino adesso andremo a togliere e a spendere dei soldi per fare le aree di sosta, perché è una battaglia ideologica, quindi bisogna sostenerla. Questa amministrazione ha abbracciato questa battaglia ideologica della mobilità sostenibile, facendo un favore a chi abita nelle zone ZTL, no? E per chi li vota. Ovviamente questo problema, come hai segnalato dai numeri tu, andrà a dover reperire nelle zone dove c'è già scarsità di parcheggi, e si dovranno togliere dei parcheggi a pagamento, per cui anche un minore introito per la città di Torino, perché le zone a pagamento saranno molto minori, e abbiamo visto già le modifiche agli orari di sosta, le tolleranze o quant'altro, come porti a un incremento. Io penso che quelle modifiche lì servano a compensare l'eliminazione di quei posti auto che andranno sacrificati per far spazio ai parcheggi dei monopattini. Però è un problema, fortunatamente, che durerà, a mio giudizio, non voglio fare previsioni, ma da quello che mi pare farà perdere l'utilità a utilizzare questi mezzi di locomozione che prima vantavano di una deregulation o di una gratuità totale su tutto. Quindi è un problema attuale, si risolverà da solo, Luigi, soprattutto a Torino. No, perché è importante. Poi tu, anche a livello politico, come la vedi questa scelta 10, 20, 30? Se poi dopo
dove ce n'era 80 ce ne sarà solo 40 perché gli altri non ci sono più, perché è vero, circoscrizione 8, ok, io ci vivo, quindi, ma però sai già come si vive qua dentro, perché quando vieni lo vedi, no? Te ne accorgi, tu vivi tutti i giorni. Quindi anche la città di Moncalieri non è che sia tanto diversa da Torino, o ci sono diversità. Un minuto, dai Arturo, poi salutaci perché siamo già arrivati a mezzogiorno, ti chiedo scusa. Sì, a Moncalieri il problema si è già risolto. La società che forniva i monopattini ha rescisso il contratto, quindi non esiste più un servizio per Moncalieri, non esiste più un servizio di monopattini elettrici, quindi a Moncalieri si è già risolto, ma appunto il problema nasce nelle zone centrali, che in qualche modo sono quelle che godono dell'utilità di questi mezzi di locomozione. E allora il comune tenta di porre un freno alla maleducazione da un lato, dall'altro eliminando uno dei vantaggi di questi mezzi. Quindi nelle zone dove vivi tu, nella circoscrizione 8, ne vedremo delle belle. Con questo saluto gli ascoltatori, ringrazio la regia e un abbraccio a te Luigi, a risentirci a sabato prossimo. Salve, Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie Arturo e grazie anche alla nostra radio, alla nostra Sveva che poverina, la faccia diventare matta. Comunque io ringrazio a nome di tutta la società Ufficio Rapporti Sociali la nostra Radio Libertà, che consente, penso, di essere utili nell'informarvi. Noi cosa facciamo? Vi ripeto, ci trovate a None in via Volvera 3 dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, per avere informazioni per quanto riguarda le problematiche di pensioni, reversibilità, riconteggi, emergenza abitativa, bonus vari, informazioni per vertenze civili, penali, sociali, problemi riguardanti le misure, le registrazioni, passaggi di proprietà, oppure la dichiarazione dei redditi per qualche mese. Ci rivolgete, chiamate il 328 0715 232 e noi vi daremo le informazioni, gli orari e le opportunità per poter risolvere i problemi. Grazie ancora alla nostra regista Sveva, alla nostra Radio Libertà e, come ha detto l'amico Arturo, ci sentiamo sabato prossimo alle ore 11 e avremo senz'altro altre grosse novità. Un bacione a tutti e buon ascolto e buona continuazione. Un abbraccio, grazie. Avete ascoltato Filo